Buonasera signore e signori e benvenuti al secondo incontro del ciclo organizzato dagli Amici dei Musei all'Ateneo Veneto dedicato alla storia dell'arte contemporanea. Il primo incontro, tenuto dal professor Bianchi, ha esplorato il tempo, cioè ha declinato la storia del Cavallino e di quello che era al Cavallino vicino lungo tutto l'arco temporale di vita di questa galleria. La vasta dottrina, la conoscenza e la simpatia di Giovanni ci hanno accompagnato in questa disamina che, per essere anche molto colloquiale, non era viceversa poco precisa e rigorosa, e penso che si sentisse abbastanza il bisogno di dare un inquadramento appunto rigoroso a questa nobile e importante istituzione privata che ha fatto così tanto per l'arte e la cultura a Venezia, esplorandone anche le vicende più vicine a noi e quindi il mondo del video e quant'altro. Questa sera sarà una diversa prospettiva, perché invece di un itinerario nel tempo sarà un itinerario piuttosto spaziale, legato a un anno solo, a un evento che è quello che vedete annunciato, un evento che io definirei un evento di shock per la cultura e l'arte non soltanto veneziane. Quindi è un approccio diverso e complementare. Credo che questo sia uno dei migliori metodi, questi due approcci e due metodologie che però puntano alla stessa, come dire, illustrazione, comprensione di fatti accaduti nella nostra città, siano, dicevo, il miglior viatico per attingere a quelle che sono le storie dell'arte. È un mio pallino, l'ho anche nelle poche righe che io ho scritto più volte richiamato. Noi dobbiamo piuttosto pensare a delle storie dell'arte piuttosto che a una storia unica dell'arte, che come al solito potrebbe, come dire, implicare un approccio di tipo ideologico, un approccio di tipo unilaterale perlomeno. Le storie dell'arte invece, senza perdere rigore di metodo e neppure di impostazione estetica, permettono di affrontare la diversità, il frammento e la complessità. Detto questo, che mi sembra una chiave di lettura perlomeno di queste due lezioni, ma spero di tutto il ciclo che così sapientemente il dottor Tonini ha organizzato per gli Amici dei Musei qui all'Ateneo, dicevo, perlomeno per queste due lezioni, questo tipo di approccio, a mio parere, è stato mantenuto o sarà mantenuto. E adesso consentitemi poche parole per presentare la nostra relatrice, Lisa Prete. Dunque, Elisa è una storica dell'arte a San Dir, ha studiato con il qui presente Nico Stringa, di cui è allieva, ha lavorato all'università come assegnista, come docente a contratto e si è particolarmente dedicata proprio all'argomento che questa sera verrà trattato, cioè il mondo delle gallerie. Lo ha affrontato in varie maniere, con molti studi, con come dire, itinerari personali di studio e ricerca in Francia, ma anche in America, e anche con una pubblicazione di un volume, Gli Incontenibili, dedicato appunto alle gallerie e alle gallerie dell'avanguardia tra Italia e Francia. Devo dire, e questo forse meno se lo aspetta la sapiente relatrice, che Elisa ha anche percorso e viaggiato su altri temi. Parlo dell'Ottocento, del primo Novecento, devo a lei delle sapienti intuizioni e studi sui simbolisti e paesaggisti veneti di fine Ottocento, che sono in qualche modo stati anche un po' il terreno, la matrice da cui poi è sorta quella grossa mostra dedicata a Gennaro Favai, che
Elisa ha curato con me, con Cristiano Santa e con Giovanni Socol, presente anche lui qui, e quindi questo aspetto di conoscenza di un altro periodo, così diverso apparentemente, secondo me dà a Lisa uno spessore e una capacità non eclettica certamente, ma di registri diversi, che è un plus, un qualcosa che determina maggiormente la possibilità di affrontare argomenti quali quelli dell'avanguardia e degli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, che molto spesso sono affrontati in maniera che, devo dire, definirei un po' apologetica e anche senza storia. Bene, la sua competenza anche in questi altri campi permette un radicamento anche in quella che è invece lo spessore storico. Ne fa fede anche i lavori su San Tommaso, i lavori su Cosimo Privato, insomma, adesso l'ascolteremo. Grazie. Grazie. È l'estate del 1964, il mese di giugno più caldo degli ultimi 14 anni. A Venezia un argomento è sulla bocca di tutti. Si parla di dentifricio. Non dimenticarti, quando passi dalla Biennale, di prendermi un dentifricio. La vignetta di Riccardo Manzi ovviamente fa riferimento ad un'opera esposta alla Biennale di quell'anno. È Tube di Claes Oldenburg, un tubetto di dentifricio. È un'opera che poi viene realizzata in più esemplari, che viaggia anche parecchio. Il fatto che quest'opera avesse catturato l'attenzione più di altre dell'ambiente locale e non solo, forse vale una riflessione. Il dentifricio, per intenderci quello che usiamo oggi, al fluoruro, è un prodotto che si sviluppa negli anni 50. Che negli anni 60 ha una grande diffusione, è uno dei prodotti di larga diffusione degli anni 60 e che in fondo connota, si potrebbe dire, l'immagine di una certa società, cioè quella che sfoggia un sorriso brillante. Ci troviamo all'incirca a metà di un decennio, ma poi probabilmente è il momento culminante. Un decennio che viene definito favoloso e a cui il pensiero contemporaneo torna spesso rievocandone gli aspetti anche più eclatanti. Gli anni 60 vengono ricordati come il decennio del boom economico, dell'ottimismo, del progresso, un progresso che passa tanto per le piccole quanto per le grandi opere, dalla lavatrice all'Apollo 11 si potrebbe dire. In realtà il boom economico vero e proprio subisce una battuta d'arresto proprio nel 1964, che viene ricordato dagli storici dell'economia come il primo anno della congiuntura economica negativa della storia repubblicana. Quindi forse l'ottimismo andrebbe un po' ridimensionato, certo che gli anni 60 costituiscono un decennio di cambiamento che marca la differenza anche con il precedente e soprattutto con la generazione precedente. Basti pensare alla musica, al beat, la British Invasion, ma anche ai balli di gruppo, quelli che arrivano direttamente dalla hit parade americane, dal twist allo shake, ma anche alla musica leggera. Ecco, ad esempio per Venezia è un anno particolarmente significativo. Pino Donaggio riceve un disco d'oro per aver venduto 1 milione di copie e scrive uno dei più grandi successi della canzone italiana, cioè Io che non vivo. In quest'anno nasce il canzoniere popolare veneto per iniziativa di Guertiero Bertelli e Luisa Ronchini, a cui poi si unirà anche Alberto D'Amico e anche altri. Alla musica si legano oggetti che ormai possiamo definire metonimici davvero per la loro carica evocatrice del decennio degli anni 60, come il jukebox,
A Venezia se ne poteva trovare uno al Bar Trento in Campo San Tomà. Il jukebox è legato, si potrebbe dire, alle origini dell'argomento che tocchiamo oggi, ovvero la pop art, perché un jukebox era stato esposto nella mostra che viene considerata la mostra d'avvio, quella con cui inizia la corrente pop, ovvero This Is Tomorrow, una mostra che si tiene a Londra, alla Whitechapel Gallery, nel 1956. In questa mostra partecipavano diversi artisti riuniti in gruppi. Il gruppo 2 in particolare è quello a cui si guarda proprio per la componente pop. Presenta una sorta di grande installazione in cui sono presenti appunto, oltre al jukebox, una bottiglia gigante di birra Guinness, vedete qui una immagine di Marilyn, quel frame famosissimo con la gonna svolazzante, una gigantografia di Robbie Robot e poi ovviamente quel collage considerato un vero e proprio manifesto della pop art di Richard Hamilton, che si intitola Che cosa rende le case di oggi così diverse, così attraenti, so appealing, e appeal è forse la parola chiave più efficace proprio per definire la corrente pop. Ecco, altro oggetto simbolico del decennio è sicuramente l'automobile. Si assiste a un vero trionfo dell'automobile nei modelli Fiat 500 e 600, vengono venduti a milioni e l'automobile significava in fondo una ebbrezza, una velocità di memoria quasi futurista, che viene celebrata anche in alcuni film del periodo, come Il sorpasso, no, di Dino Risi, ma significa anche, forse soprattutto, vacanze. È il momento in cui, ad esempio, il Lido di Venezia vive una stagione dorata tra impianti di balneazione e mostra del cinema. In quest'anno viene premiato Deserto Rosso di Antonioni. Si diffondono i supermercati. Nel 1957 apre il primo supermercato in Italia della linea S lunga e proprio nel 1964, l'anno di cui ci occupiamo oggi, apre il primo supermercato nell'area del Veneziano, apre a Mestre, è un supermercato Cadoro della famiglia Bovolato. Ovviamente la diffusione dei supermercati, una formula americana che anche in Italia trova un largo successo, è un grande cambiamento nei meccanismi del consumo, si sta andando verso i consumi di massa. E la circolazione di immagini di beni di consumo, dagli elettrodomestici alle automobili, ai beni alimentari, diventa sempre più martellante. La pubblicità invade letteralmente le riviste, ad esempio, o i quotidiani. Ecco, tutto questo si può dire che in fondo condiziona il gusto delle persone, non soltanto influenzandone gli acquisti, ma anche forse condizionandone, influenzandone la percezione estetica. Dal punto di vista diciamo della scena artistica, il 64 è un anno di grandi mostre. Ecco, visto che ci siamo parlando di beni di consumo, si può ricordare che il 1964 è anche l'anno in cui viene lanciato sul mercato il più grande successo gastronomico italiano, cioè la Nutella. Dal punto di vista artistico, il 1964 è un anno di grandi mostre, oltre alla Biennale, la Quadriennale di Roma, la Triennale di Milano, che viene dedicata non a caso al tempo libero. Documenta a Kassel. Ecco, a Documenta un settore viene riservato alle nuove ricerche cinetiche e programmate, ricerche che si stavano diffondendo e affermando ormai in questi anni. Qui vedete una sala che il gruppo Zero dedica proprio a Lucio Fontana. Le ricerche cinetiche programmate a Venezia avevano avuto una certa risonanza, anche alcuni appuntamenti importanti, come ad esempio la mostra Arte Programmata che passa al negozio Olivetti di Piazza San Marco nel 62.
ma ad esempio anche Nuova Tendenza 2 alla Querini. Anche le gallerie contribuiscono a sostenere queste ricerche, perché ad esempio il Cavallino, di cui abbiamo ascoltato la storia la settimana scorsa, nel 62 proprio aveva ospitato una delle mostre del gruppo T, Miriorama 12, in cui era stato esposto forse l'opera più, diciamo, nota del momento, cioè il grande oggetto pneumatico. Ancora a Venezia, sempre nel 64, era nata Dialettica delle Tendenze, un gruppo di cui facevano parte artisti come Sara Campesan, Guido Baldessari, Franco Costalonga, che si muoveva proprio in direzione programmata. Aveva trovato un canale espositivo in una galleria, la Galleria Numero di Fiamma Vigo, aperta a Venezia nel 62, che appunto si era occupata con grande coerenza di ricerche astratte e programmate. Ecco, le ricerche diciamo programmate avevano fatto capire che ci si trovava di fronte ad una svolta, in un certo senso. Era un momento di grande cambiamento. Gli stessi oggetti che i giovani artisti di questi raggruppamenti presentavano nelle mostre si facevano fatica a comprendere. Diego Valeri continuava a dire che non si capiva se erano quadri o sculture. E quindi diciamo queste ricerche mettono una sorta di punto e a capo in un certo modo di fare arte, e l'impressione di trovarsi di fronte ad una svolta nel 1964 era dato anche dal fatto che molti artisti che erano stati protagonisti della scena artistica del tempo erano venuti a mancare proprio nei primi anni del decennio, dai giovani maestri della monocromia come Piero Manzoni, Yves Klein, ad esempio un gallerista come Carlo Cardazzo, ma anche a maestri come Morandi. Ecco, Morandi tra l'altro scompare proprio nei giorni dell'inaugurazione della Biennale. Longhi parlò di una nemesi capricciosa ma non priva di significato, che aveva fatto uscire di scena Morandi ed entrare, anzi sfondare in Italia la pop art. Cos'era quindi accaduto alla Biennale del 64? Con segretario Gian Alberto Dell'Acqua si apriva alla Biennale il 20 giugno del 1964. Una partecipazione notevole, in linea con i tempi, partecipano 34 paesi con quasi 500 artisti. A Coté viene organizzata una mostra importante, Arte d'oggi nei musei, fortemente voluta da Argan. Vengono organizzate 3 retrospettive, una Semeghini, una Casorati e una Pino Gallizio. Partecipano anche i giovanissimi dei gruppi programmati, il gruppo T e il gruppo N. Una partecipazione che causa 1000 problemi, perché, come si legge nelle recensioni, le macchinette non funzionano, cioè c'erano problemi proprio legati all'elettricità, mancavano a volte le prese nei padiglioni, per cui ci sono diciamo, molti problemi tecnici. Ma diciamo tutto questo viene oscurato dalla partecipazione americana. Tutto passa in secondo piano. La partecipazione americana aveva di fatto catalizzato l'attenzione, anche nelle critiche e nelle recensioni, come vedremo. Il padiglione americano, anzi diciamo la partecipazione americana, presentava una mostra che si intitolava Four Germinal Painters, cioè 4 pittori germinali. Il curatore era Alan Solomon, il curatore del Jewish Museum di New York, a cui era stata data sostanzialmente carta bianca. Solomon pensò di presentare gli orientamenti prevalentemente attivi sulla scena americana, molto articolata ovviamente. Allora presenta in questa mostra 2 pittori che danno conto di che cosa era diventata la pittura dopo la stagione dell'espressionismo astratto, Morris Lewis e Kenneth Noland. Una pittura che va verso insomma l'astrazione, verso la geometria, quella che poi verrà anche chiamata art edge.
Dall'altro, un'altra coppia di pittori che mostrava sì di superare l'espressionismo astratto, ma in modo diverso. Attraverso, lui scrive in catalogo, l'introduzione di forme e oggetti reali. Sono Robert Rauschenberg e Jasper Johns. Ecco, la partecipazione di Rauschenberg e Johns sostanzialmente è un'antologica di questi artisti, perché vengono portate delle opere che sono dei pezzi storici, esemplari di quella corrente che viene chiamata appunto New Dada e di cui sono interpreti. Ad esempio di Rauschenberg viene portato Bed del 1955, oppure ancora Canyon. Sono i primi esempi dei combined paintings, cioè di quelle opere che uniscono una componente pittorica a oggetti tratti dalla realtà. Bed è un vero letto fatto di coperte e cuscini. Canyon, tra i tanti inserti, mostra addirittura un'aquila impagliata. Jasper Johns, anche per quanto riguarda Jasper Johns, i pezzi che vengono mostrati sono storici, presenta delle opere che identificano davvero il suo percorso, come le bandiere oppure ancora i bersagli, immagini tratte, ecco, immagini icone si potrebbe dire, tratte dalla realtà, riprodotte con la tecnica dell'encausto. Si tratta in molti casi di opere di dimensioni notevoli, in particolare per quanto riguarda quelle di Rauschenberg, e il padiglione americano ai Giardini non è abbastanza capiente. Si decide allora di collocare una parte della mostra nel padiglione americano ai Giardini, in particolare le opere di Morris e Noland, e una parte invece in una sede distaccata, una sede che poi sarà quella dell'ex consolato americano a San Gregorio, dove vengono esposte le opere di grande formato, quelle di Rauschenberg e Johns. In questa sede Solomon decide di aggregare una seconda mostra, una mostra che viene invece dedicata ai più giovani, lui dice, artisti della scena americana. In realtà sono quasi coetanei, a parte Jim Dine e Stella, che sono due, hanno meno di 30 anni, ma tutti hanno meno di 40 anni, quindi insomma sono tutti giovani. In questa mostra vengono esposti, ad esempio, delle opere di John Chamberlain, che porta delle sculture fatte di lamiere metalliche. Sono lamiere proprio di automobili, carrozzerie di automobili che vengono unite insieme e poi a volte anche dipinte con la vernice a spruzzo, quella che si usa proprio per le automobili, saldate fra loro. Jim Dine, invece, porta delle opere che uniscono una componente pittorica, diciamo molto libera, ecco, a oggetti d'uso comune, una pala, un'accetta. E poi Oldenburg, che l'autore appunto del Tube, che porta le sue famosissime ormai sculture molli, cioè sono delle sculture che hanno un'anima di legno, una struttura lignea interna, ma poi sono riempite di fibra vegetale e ricoperte di tessuto vinilico, quindi danno l'idea così di afflosciarsi. Unico pittore dei 4 giovani artisti è Frank Stella. Con Stella si voleva dare un po' l'idea, la continuità tra quello che si mostrava ai Giardini e quello che invece era esposto a San Gregorio, una continuità sul piano della pittura. Ecco, nel descrivere la mostra al Consolato, Paolo Rizzi scrive che Pollock ci appare ora come una specie di venerando patriarca, come Cézanne, perché in effetti la mostra del Consolato è stata il vero e proprio evento della Biennale del 64. Vi partecipano anche critici locali, Toniato, Marchiori, San Tommaso,
è una mostra che attira l'attenzione non solo della stampa. Ecco, perché se da un lato Jasper Johns e Robert Rauschenberg mostravano che cosa voleva dire New Data, dall'altro Chamberlain, Dine e Oldenburg facevano vedere che cosa significava fare scultura in America. Attenzione, Solomon non considera queste opere pop, e lo scrive anche in catalogo, cioè dice Oldenburg non è pop come lo è Warhol o come lo è Lichtenstein, anche se poi finiranno tutti nella generica etichetta pop. Era il futuro e questo non si poteva sapere, ma sicuramente si aveva la percezione che una parte delle ricerche contemporanee andavano in quella direzione e che il mercato dell'arte più ricco del mondo stava convergendo proprio su quella. Anche perché dietro le quinte della partecipazione americana c'erano loro. I massimi galleristi e mercanti dell'arte americana, dall'espressionismo astratto alla pop art, Leo Castelli, che aveva appunto origini italiane, e Ileana Shapira, poi passata alla storia con il cognome del secondo marito, cioè Sonaben. Questi due galleristi sono stati veramente i riferimenti fondamentali della produzione americana e della loro sponsorizzazione, si potrebbe dire, in Europa. Leo Castelli aveva aperto nel 1957 una galleria a New York dove erano passati tutti questi artisti, e Ileana Sonaben aveva aperto invece una sede a Parigi nel 1962, ecco, che serviva un po' per proporre, per lanciare questi artisti anche nel mercato parigino e quindi europeo. Ecco, una tavolata come questa fa capire molto bene che quali relazioni, quale rete anche di relazioni si poteva costruire attorno ad una biennale. Siamo all'Angelo, è la sera della premiazione, la sera in cui, il giorno in cui Robert Rauschenberg riceve il Gran Premio per la pittura. E vedete che qui troviamo appunto Rauschenberg, che non si può che definire beato, il suo mercante Leo Castelli, un'altra gallerista, Beatrice Monti, è la gallerista è una gallerista che ha una galleria a Milano, la Galleria dell'Ariete. L'Ariete è forse una delle gallerie italiane più rivolte alla scena extranazionale, europea e soprattutto americana. È la galleria che lavora appunto con Castelli, che espone Rauschenberg già nel 61, ad esempio, ed è una gallerista che in un certo senso si sente premiata in questa biennale perché appunto uno dei suoi artisti, cioè Andrea Cascella, riceve il premio per la scultura italiana. E poi vedete qui un artista veneziano, cioè Giuseppe Santomaso, che però è forse tra i più proiettati verso una dimensione internazionale. Bisogna ricordare che Santomaso già nel 1957 ha una galleria di riferimento a New York, la Grace Borgenit Gallery, per cui è davvero un artista che espone più all'estero che in Italia. La premiazione di Rauschenberg, che riceve appunto il Gran Premio per la pittura di 2 milioni di lire, un premio quindi dato ad un artista, per la prima volta ad un artista americano, relativamente giovane, ha 38 anni, un artista che porta aquile impagliate e via dicendo, sollevò una marea di polemiche date dal fatto anche che le sue opere erano esposte a San Gregorio e non ai giardini della Biennale, e per regolamento il premio doveva andare ad un espositore all'interno del recinto dei giardini. E di conseguenza si trovò come compromesso quello di trasportare in fretta e furia le opere dell'artista,
in un modo un po' rocambolesco, da San Gregorio ai giardini. Qui il problema dello spazio rimaneva e quindi viene costruito in fretta e furia una struttura, insomma, diciamo semipermanente, con una tettoia in plastica. Le opere vengono esposte proprio qui, quelle di Rauschenberg, e poi viene fatta una selezione anche degli altri giovani artisti. Rimangono un po' esposti agli agenti atmosferici, infatti un'opera di Stella perderà tutto il colore. Questa diciamo premiazione, come vi dicevo, aveva sollevato moltissime critiche, molte polemiche. Forse una biennale ti delude sempre, diceva Guttuso, ma non passa mai invano. Ecco, la Biennale del 64 forse ha attirato la quantità, proprio parlando di quantità, di mole, visto che parliamo di pop, più consistente di critiche. All'archivio della Biennale sono conservati 14 faldoni ripieni di articoli di giornale, trafiletti, stampa di tutto il mondo ovviamente, che per qualche mese non parla altro che di Biennale e per il 99% della premiazione americana. Si disse e si scrisse di tutto, la retroguardia di nullatenenti mascherata da finta avanguardia, pop shock, una biennale inquietante. È ancora lecito parlare di arte dopo la pop art e l'apocalisse. Come vedete i toni si mantengono moderati. È indubbio che a torto o a ragione l'arte contemporanea però fosse diventata un argomento di discussione trasversale, cioè era diventata veramente popular in questo senso. In molte critiche si legge la Biennale è tornata a scandalizzare e sembra quasi di sentire un per fortuna, perché dopo quella che era stata chiamata la Biennale delle retrovie, cioè quella del 62, c'era forse bisogno anche di un evento che riuscisse ad attirare così tanta attenzione. Il pubblico accorre. Vi leggo un breve articolo di Dino Buzzati che descrive appunto il pubblico della Biennale del 64, perché lui dice il pubblico si divide in 3 categorie: quelli che sghignazzano senza ritegno, quelli che guardano e tacciono, per nulla persuasi, ma sfiorati da un assurdo dubbio, e se avessero ragione loro? E infine gli snob, che succubi della montatura internazionale giurano che oggi questa è l'unica arte veramente viva e che vedono in Rauschenberg un nuovo Michelangelo e nel tubetto di dentifricio di Oldenburg una nuova Paolina Borghese, per l'orrore dei canoviani. Insomma, si trattava di polemiche ovviamente un po' gratuite, a volte anche un po' complottiste, erano iniziate molto presto all'inizio dell'anno, si polemizzava con la sottocommissione per gli inviti degli artisti italiani, molte polemiche furono causate dal fatto che non si premiò la pittura italiana, ma si diedero 2 premi alla scultura, tra l'altro Guidi, che esponeva con una mostra personale presentata da Arcangeli, era uno dei nomi ipotizzati per il premio alla pittura, che invece andò a Pomodoro e a Cascella, quindi a 2 scultori. La maggior parte delle critiche comunque erano indirizzate appunto alla partecipazione americana. Si criticò molto la Biennale per aver dato troppo spazio agli Stati Uniti, per aver dato un padiglione aggiuntivo. Ben inteso, l'arte italiana non aveva poco spazio, perché erano 17 le mostre personali concesse agli italiani, quindi, però la partecipazione americana aveva rubato la scena un po' a tutti. Si parlò di pressioni dei mercanti americani nei confronti della giuria, tutti ce l'avevano con Castelli. Si parlò anche di predominio culturale e economico americano sulla creazione, sulla cultura europea. Ovviamente quello che mal si tollerava era il fatto che un'altra corrente di importazione, dopo l'espressionismo astratto, avesse tolto il primato all'arte europea, a Parigi in particolare, come scriveva Consagra, una Parigi che ormai correva col fiato grosso.
e la pop in generale, ecco, diede, si può dire, il colpo ferale all'arte, diciamo europea, soprattutto all'École de Paris. La Francia si presentava con un padiglione in sordina che non venne quasi considerato. Si pensò addirittura di organizzare una controbiennale a Parigi. Una gallerista parigina, forse una delle più note e coraggiose galleriste del tempo e non solo, Iris Clare, aveva deciso di partecipare alla Biennale con un evento collaterale. L'evento collaterale non era nuova, questo genere di iniziative. L'evento collaterale consisteva in un panfilo ancorato alla salute su cui aveva allestito una mostra di opere di artisti che facevano appunto riferimento alla galleria Iris Clare. Le opere venivano disposte sul pontile, qualcuna anche cade in acqua, lo scrive proprio nella sua autobiografia, e qualcun'altra invece sulla fondamenta di Punta della Dogana. Ecco, anche Iris Clare finisce nel mirino delle polemiche, delle critiche, perché due opere di un artista americano, Stevenson, vengono ritenute oscene e la gallerista viene condannata a 2 mesi di reclusione. Poi riesce a sfuggire alla sua condanna, però insomma diciamo per la Francia non è certo un anno fortunato questo. E d'altra parte le accuse di oscenità, blasfemia, immoralità avevano riguardato anche altri artisti che esponevano anche nei padiglioni per così dire ufficiali. Un artista canadese si vede sequestrata un'opera appunto giudicata oscena, vengono definiti blasfemi i quadri di Vacchi e Fieschi, insomma la curia addirittura vieta l'ingresso in alcune sale ai religiosi di ogni diocesi. Ecco, per cui diciamo questa è stata una biennale veramente molto che ha attirato critiche da ogni parte. Quanto poi poco fosse scandalosa la Biennale del 64, per usare le parole di Marisa Volpi, che scrive un articolo proprio sulle pagine dell'Avanti che titolava così, ecco, lo si capì solo in seguito. In quel momento sono stati pochi gli interventi critici che hanno tentato di leggere il fenomeno della pop. In fondo Rauschenberg non era uno sconosciuto, era già considerato uno dei più grandi artisti della scena internazionale, uno degli artisti di punta. Non era uno sconosciuto all'estero, ma nemmeno in Italia. Aveva tenuto una personale addirittura nel 1953 alla Galleria dell'Obelisco di Roma. Esponeva all'Ariete, era stato esposto a Parigi alla Galleria Sonaben. 3 opere che lui espone alla Biennale di quest'anno erano già in collezione Panza, per cui è un artista noto, e così era noto anche Jones, che nella Biennale del 58 era presente proprio con le sue bandiere e i suoi bersagli. Per quanto riguarda la pop, ecco, anche la pop non era una vera e propria novità, di pop si parlava già da alcuni anni. Certo, a questo proposito regnava una grande confusione, perché Rauschenberg finisce diciamo nell'etichetta generale pop, pur essendo molto diverso dalle opere di Oldenburg o ancora più da quelle di Warhol. Ad esempio vengono organizzate alcune mostre. Qui vedete il catalogo di una mostra che si tiene in una galleria di Parigi, la Rive Droite, che si intitola Le Nouveau Réalisme, quindi il nuovo realismo a Parigi e a New York, e si mettono insieme Jasper Johns, Rauschenberg, ma anche Tinguely, Hens, Armand e Klein, cioè gli artisti del Nouveau Réalisme francese. Diciamo, la distinzione tra il New Dada, pop art e Nouveau Realisme è precisata solo a posteriori, e tutta questa confusione era motivata, data dal fatto che
queste ricerche si fondavano su un analogo principio di base, poi sviluppato in modo diverso, ma il principio era lo stesso, cioè considerare il mondo, la realtà, come se fosse un serbatoio di immagini, un serbatoio da cui prelevare, da cui prendere, da cui strappare. Restani parla di arte della rapina. Tra l'altro in questo i nouveau réalistes avevano iniziato molto presto, già nel 1949 ci sono i primi esempi di affiche lacérées. Chiaramente il debito nei confronti delle avanguardie era chiaro a tutti. In questi anni Duchamp riceve una specie di tributo, anzi è oggetto di una sorta di culto. Le immagini dell'orinatoio vengono richiamate nelle mostre, nei cataloghi. Molto era cambiato rispetto all'epoca delle avanguardie storiche, certamente era cambiato anche il contesto, era cambiata anche la ricezione di queste ricerche. Facendo riferimento ai nuovi realismi, Hans Richter, protagonista appunto della stagione delle avanguardie storiche, li definisce degli innocui nani da giardino. Cioè dice, mentre prima noi veramente abbiamo fatto la rivoluzione, e questi qui non fanno altro che divertire il borghese. Il borghese non è più scioccato da queste ricerche, il borghese si diverte, è attratto e compra le loro opere, quindi si è stravolto tutto, no? Ecco, l'attrazione verso queste ricerche è data anche dal fatto, si potrebbe dire, che dopo anni di astrazione legata appunto all'espressionismo astratto, in cui il grande pubblico faceva fatica a apprezzare perché faceva fatica a comprendere quelle ricerche, in questo momento per la prima volta è come se ritornasse una certa familiarità, riconoscere le cose che vengono rappresentate è molto rassicurante e sappiamo la pop art utilizza, no, come immagini fondamentali quelle proprio tratte dalla società contemporanea, dalla società del benessere, dalla società dei consumi, e se lo scopo è, se l'obiettivo è consumare, queste immagini non fanno altro che essere accattivanti, appunto l'appeal di cui si parlava prima, seducenti, una tentazione, no? È un'attrazione che ha a che fare proprio con questo mondo. Sono immagini eccessive, si punta sulla quantità, a volte anche sulla dimensione. La dimensione toglie la possibilità della scelta, no? E quindi appunto una quantità che poi si traduce anche nella ripetizione secondo i meccanismi della pubblicità. Ecco, il confronto ravvicinato con queste ricerche, che hanno una specificità indubbiamente anglo-americana, aveva causato, come diceva il dottor Fuso, un vero shock negli artisti del tempo. Anche perché molti artisti avevano faticato a trovare la loro strada e uno scontro di questo tipo aveva demolito, per così dire, molte posizioni. Anche il fatto che questi artisti americani si presentavano con una ingenuità, un candore, quasi anche una superficialità che urtava molto la sensibilità degli artisti italiani. In una intervista a Rauschenberg, che ho trovato sul Gazzettino, proprio nei giorni dell'inaugurazione, lo si descrive così, steso sull'erbetta dei giardini, no? E gli chiedono se dovesse dipingere un quadro su Venezia, come lo farebbe? E lui risponde: penso che comincerei con l'appiccicarvi sopra qualcosa che galleggia. Ecco, allora si capisce perché un artista come Consagra ricorda la Biennale del 64 come un sopravvento che non avrebbe lasciato aria da respirare. Esisteva solamente l'America, la pop fece macero di tutto. Effettivamente c'era stato davvero un trauma quasi, no? Nello scontro tra queste due visioni.
Ma ci si potrebbe chiedere anche se qualcosa era già arrivato alla scena europea e italiana di queste ricerche, perché le recensioni e le critiche sollevate dalla Biennale presentano la pop come una sorpresa, un imprevisto. E in realtà invece qualcosa, anzi più di qualcosa, era già filtrato. La realtà italiana era sicuramente molto frastagliata, perché c'erano artisti che lavoravano singolarmente su binari, diciamo, prossimi a quelli della pop, come Enrico Bai, che aveva anche una personale, tra l'altro, alla Biennale di quell'anno, oppure ancora come Fabio Mauri, questi assemblage, come questa cassetta degli objet achetés, cioè degli oggetti comprati, in cui troviamo la pasta Barilla, la pasta Buitoni. Sono esempi che, insomma, non possono non essere ricollegati con, diciamo, lo spirito del tempo. Ma si parla poi ampiamente di pop art in riferimento alla scuola di Piazza del Popolo, un raggruppamento eterogeneo di artisti, quasi tutti presenti alla Biennale di quest'anno. Franco Angeli, Tano Festa con La creazione dell'uomo. Festa dirà a proposito di quest'opera: un americano dipinge la Coca-Cola come un valore, per me Michelangelo è la stessa cosa. Si cercava di c'era una sorta di analogia, ecco, in queste ricerche. Oppure ancora Giusetta Fioroni, Titina Maselli, o ancora Mario Schifano, che a quest'epoca aveva già, in quest'anno aveva già lasciato il suo gallerista di riferimento, che era Plinio De Martis, ed era come si legge nelle sue, diciamo, anche dichiarazioni, nei ricordi perlomeno, saltato sul carro americano, cioè aveva iniziato ad esporre con la Galleria Sonabe di Parigi. Oltre a questi riferimenti, per così dire, sul suolo nazionale, non va dimenticato il contributo molto importante dato dal Nouveau Realisme, un gruppo che, diciamo, è italo-francese, perché ha il suo esordio proprio in Italia, in una galleria di Milano, la Galleria Apollinaire, espone in Francia, espone molto anche in Italia. Del Nouveau Realisme faceva parte un artista italiano come Mimmo Rotella, che alla Biennale di quell'anno espone la sua Marilyn, una sorta di controparte europea rispetto alle Marilyn di Warhol. Nella Biennale del 64 Rotella aveva una sala personale, ecco qui vedete alcuni amici riuniti nella sua sala, c'è anche Emilio Vedova, e qui tutti gli amici romani che lo salutano. Lui non c'è perché temporaneamente in carcere per detenzione di marijuana. Insomma, bisogna dire che in Italia e anche a Venezia di pop si parlava già da un pezzo. Non era stata quella sorpresa, insomma, che poi diciamo, è rimasta nei ricordi. Questo è un articolo del 29 aprile del 64. Anche la pop italiana sta diventando una moda. Liechtenstein e Jones, idoli in declino. Sembra quasi il futuro, invece la Biennale deve ancora essere inaugurata. E poi va detto che a Venezia la Biennale non era l'unica realtà internazionale con cui l'arte locale poteva confrontarsi. Bisogna ricordare le mostre di Palazzo Grassi, che a questa data erano, avevano veramente già aperto molti scenari, dalla natura all'arte, arte e contemplazione, visione e colore. Nell'estate del 64 viene ospitata una mostra in 2 tempi di Jean Dubuffet. Ma bisogna ricordare anche, dal punto di vista proprio degli apporti all'internazionalità, ecco, della città, una collezione come quella di Peggy Guggenheim, che in fondo è stata una vera e propria scuola per gli artisti locali. Peggy aveva ricevuto la cittadinanza onoraria nel 62, quindi 2 anni prima. Molti artisti erano già proiettati su scenari italiani e appunto europei o addirittura americani. Abbiamo parlato prima di Giuseppe Santomaso, questo è un artista che
in questo momento sta abbandonando quella pittura più legata all'informale che aveva caratterizzato l'ultima serie anche delle suite friulane che lui in quest'estate espone a Kassel, contemporaneamente appunto alla partecipazione alla Biennale. Alla Biennale è una sala personale, una sala che diciamo riscuote un certo successo, tra l'altro vende un'opera al Museo dell'Ateneo di Helsinki e un'altra viene acquistata dal comune per la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesero. È un acquisto importante questo, il Muro del Ricordo numero 2, sia per il prezzo di vendita, perché era costata 1 milione di lire, ma anche perché in fondo il 1964 è l'ultimo anno in cui c'è questa pratica di acquistare opere alla Biennale per la Galleria di Capesero. Poi Emilio Vedova, che in questi anni sta lavorando nello studio berlinese, diciamo è ospite del programma Art in Residence della Ford Foundation e lavora ai suoi plurimi, che poi espone proprio a Kassel. E poi ancora Tancredi, che stava ricevendo sempre più attenzione. Certo, questo per Tancredi è un anno, la sua prima e ultima biennale in vita, perché come sappiamo si toglierà la vita proprio nel settembre di quell'anno. E Tancredi aveva stretto un contratto all'inizio degli anni 60 con la Galleria di Beatrice Monti, quindi era una grande possibilità per lui, perché ovviamente la Galleria di Beatrice Monti era la galleria più rivolta agli Stati Uniti, ecco, dal punto di vista anche del mercato e del collezionismo. Attraverso la Galleria dell'Ariete, tra l'altro, verranno organizzate anche le mostre, come le mostre veneziane, come quella del Canale nel 62. Ecco, dopo una biennale quindi in cui Venezia è stata al centro dei riflettori, la biennale è diventata un argomento di conversazione, è entrata quasi, si potrebbe dire, nella vita della città. Il calzolaio di Campo Sant'Agostin allestisce una vetrina pop, c'è anche la foto nel gazzettino. Allo UAV ci si laurea per un certo periodo con i cosiddetti pop-pap, papiri ispirati alla grafica pop. Insomma, dopo una biennale in cui Venezia era diventata un teatro per la contemporaneità stranamente a tinte pop, si iniziano a fare i conti, anche economici. La biennale chiude il 18 ottobre e si iniziano a fare i conti delle vendite, ad esempio. Vendite che per una manifestazione che aveva ricevuto una risonanza veramente mondiale, vendite che sono contenute. Si parla di 140 milioni di lire. Ettore Gianferrari, il direttore dell'ufficio vendite, spiega chiaramente perché molte opere non erano in vendita, comprese quelle degli americani, di cui nessuna opera viene venduta. Quindi si capisce anche come in fondo la Biennale sia stata una grande vetrina per dare un assaggio, ecco, diciamo davvero pop in questo senso, e d'altra parte le quotazioni degli americani schizzano, perché diciamo, a chiusura dell'anno un'opera di Jones viene venduta a $30.000, che equivaleva a 18 milioni di lire. Prima della Biennale l'artista più quotato era Pollock, venduto a 9 milioni. Quindi la pop aveva sicuramente diciamo, determinato un cambio di rotta, aveva richiesto una presa di posizione e aveva determinato una rottura, una frattura anche nelle ricerche artistiche. Era chiaro che bisognava prendere atto di questo cambiamento. In questo senso le ricerche dei giovani veneziani mostravano un certo gap rispetto a quelle dei giovani americani.
anche perché va detto che la Fondazione Bevilacqua La Masa, che era in un certo senso il primo accesso alla scena espositiva per i giovani artisti veneziani, ancora dava una netta preferenza per l'arte figurativa. Si discuteva ancora di figurativo e astratto agli inizi del decennio e Diego Valeri continuava a ribadire l'importanza della ricerca figurativa. L'astrazione e l'informale sono una scelta di una minoranza. Certo è che alcuni artisti, per così dire, captano le frequenze pop addirittura in anticipo. Uno di questi è Fabrizio Plessi, che diciamo è irriconoscibile rispetto alla produzione con cui oggi si identifica, cioè quella legata al video, e che passa da una pittura informale, anche abbastanza gestuale, ad una produzione pop consistente. Questo è un articolo uscito sul Gazzettino l'8 aprile del 64, quindi prima dell'apertura della Biennale, e vedete che l'opera, un'opera di Fabrizio Plessi che viene esposta alla Galleria Gritti, una galleria diretta da Toni Toniato, è un'opera chiaramente pop, anzi fa proprio riferimento a un fumetto, ma possiamo appunto poi diciamo notare la componente pop in questa per una precisa ipotesi, data anche dall'inserimento poi delle parole di una pittura dai contorni netti, oppure ancora in questo salire che avevamo esposto nella mostra Arte al Bivio Venezia negli anni 60. Un altro artista che si ispira chiaramente alla pop americana, anche attraverso l'utilizzo di icone evocative come quella dell'aquila, da una pittura a smalto, è Nino Ovan, con questa serie che utilizza tra l'altro inserimenti di parole in lingua, strike, flower. Nino Ovan attraverso una fase pop, poi dopo si dedicherà invece a ricerche di tipo minimalista. Anche Vincenzo Ulisse, apertamente anti-americano, però diciamo si lascia, risente perlomeno dagli stimoli visivi passati attraverso la Biennale e soprattutto forse dalla declinazione pop italiana. Passa da una pittura espressionista con la quale era stato premiato alla Bevilacqua del 63 e per arrivare invece a un linguaggio che mette insieme una forte componente segnica, il disegno, un disegno quasi fumettistico e un uso molto libero del colore. Tra l'altro Ulisse era stato al centro anche lui delle polemiche di quell'anno perché alcuni suoi bozzetti erano stati esposti alla Galleria Internazionale, erano stati sequestrati per offese al Papa, quindi era stato... Poi c'è chi guarda agli ideali di bellezza, diciamo, stereotipati, quelle proprio delle riviste di moda come Paolo Giordani, con questa modella che utilizza tra l'altro anche materiali non convenzionali come il tappetino di peluche verde a creare la sagoma, la silhouette. C'è chi guarda la pop inglese come Elio Armano, che non nasconde questi riferimenti ad esempio a Paolo, in cui queste grandi bocche in fondo rendono monumentale proprio l'idea della comunicazione di massa. C'è chi guarda invece al versante francese come Raoul Schulz, a cui i suoi, diciamo, per cui i suoi calendari strappati ricordano molto da vicino i décollage di Rotella, ma anche e soprattutto di Hens o di Villeglé, oppure anche in questi suoi collage in scatola dove incolla vari oggetti d'uso all'interno proprio di un contenitore. Ricordano molto da vicino i tableau piège, cioè i quadri trappola di Sperry. Ecco, Schulz era stato si era legato proprio d'amicizia con un artista del Nouveau Realisme che era Raymond Dance, e Raymond Dance è un artista che soggiorna a lungo a Venezia, espone anche nelle gallerie veneziane, soprattutto quelle del Leone e dell'Elefante. Qui lo vediamo appunto tra i direttori del Leone, Camuffo e Codognato, oppure accanto a Cesare Miserotti della Galleria del
dell'elefante, e Hens regalerà un'opera ispirata proprio alla sua produzione Seita, cioè questi giganti contenitori di fiammiferi al maestro del calendario, cioè Raoul Schulz. E poi infine c'è chi non si riconosce come pop, ma sicuramente lavora su binari paralleli come Carlo Hollesch, che proprio attorno al 64 si concentra su iconografie comuni, i tarocchi popolari, le carte da gioco, le stampe popolari di Epinal, che riproduce in pittura con una grande esuberanza cromatica, anche decorativa. È vicino sicuramente alla pop, ma dalla pop prende le distanze. È tutta questione di tempo, dirà, perché spiega in una intervista a Emilio Isgro, che in questi anni lavora a Venezia: l'invenzione delle carte è antichissima e già questo è sufficiente per farmele preferire alle bottigliette di Coca-Cola. Tra l'altro Carlo Hollesch espone a più riprese alla Galleria del Traghetto, che nel panorama veneziano è forse quella più legata al contesto locale e ai giovani. È una galleria frequentata da molti artisti, da critici, Toniato, Marchiori, ma ad esempio all'inizio del 64 aveva ospitato una conferenza di Lucio Fontana che si intitolava "Perché la fine dell'arte?". Ecco, tutte queste ricerche però faticheranno a trovare uno spazio, ad esempio anche alla Bevilacqua La Masa. Diciamo, verranno riconosciute solo negli anni a seguire, anzi nel 64 non si nomina nemmeno la pop. Valeri ribadisce la serietà delle ricerche dei giovani veneziani rispetto a quello che si faceva in Biennale, invece che si mostrava in Biennale, e bisogna aspettare il 66 con la premiazione di Paolo Gioli perché le cose inizino a cambiare. Paolo Gioli, che oggi è internazionalmente noto per le sue sperimentazioni sul mezzo fotografico e che invece in quegli anni frequentava la scuola libera del nudo all'Accademia e lavorava con la pittura ed esponeva appunto in una galleria veneziana come l'Elefante. Ecco, la frattura però era legata non soltanto alle ricerche artistiche, ma anche al mercato, al collezionismo. Ecco, in fondo la pop imponeva un cambio di rotta. Chi collezionava informale non era detto che si appassionasse con lo stesso amore alle Brillo Boxes di Warhol, e di conseguenza anche le gallerie devono modificare i loro programmi. La stessa Peggy Peggy Guggenheim rifiuterà sostanzialmente la pop. Devono adeguare il loro programma, e le gallerie veneziane, che iniziano ad essere veramente tante, alla fine del decennio se ne contano quasi 40, sono gallerie che lavorano su più livelli e che in un certo senso mediano tra una produzione locale e una produzione più invece internazionale. Ecco, tra le gallerie che si interessano, che guardano alla pop e alla nuova figurazione, troviamo sicuramente il Canale inaugurato di Aldo Della Vedova, inaugurato nel 1960, e che da subito ospita degli appuntamenti importanti come il secondo appuntamento dell'Anti-Procès. Ancora nel 1960 ospita una mostra che si intitola Crack. È presentata da Cesare Vivaldi, riunisce artisti diversi tra loro, da Cascella a Marotta a Perilli a Rotella, una mostra la cui presentazione però è una sorta di manifesto della pop art, e siamo nel 60. Si legge ad esempio in questa presentazione che si vuole elevare il mondo in toto a monumento. Ci accontentiamo allora di metterne insieme dei pezzi staccati, dei frammenti, inventariamo e inventiamo. Tra l'altro
il canale sarà una sede che instaura un'attiva collaborazione con lo studio Marconi di Milano, da cui arrivano delle mostre come quella La personale di Schifano del 66, Futurismo rivisitato, quindi mostre di una certa importanza. Ma sono sicuramente le due sedi del leone e dell'elefante che prima abbiamo citato, quelle che si interessano più, che guardano più allo scenario internazionale dei cosiddetti nuovi realismi. La Galleria del Leone viene inaugurata nel 1962 da Ettore Camuffo e Attilio Codognato. Sono due galleristi e collezionisti insieme. Si inaugura con una mostra, una personale di Lucio Fontana. Si dedicherà con davvero grande coerenza però ai due versanti, quello della pop americana e quello, il versante francese, quello del nouveau réalisme, anche perché i due galleristi riescono a instaurare delle proficue collaborazioni con galleristi, collezionisti come Panza, come Cavellini, gallerie di altri italiani e di altri paesi. Ad esempio Camuffo frequenta il sud della Francia, Nizza in particolare, dove incontra i protagonisti del nouveau réalisme, come Yves Klein e Armand, conosce Pierre Restany, collabora con Iris Clare. Ecco che allora arrivano alla Galleria del Leone la mostra di Armand, quella del nouveau réalisme, quella di Christo. Christo è giovanissimo al tempo e stringe con il Leone un accordo che poi proseguirà negli anni, insomma si fonda anche sull'affetto proprio questa relazione tra Christo e il Leone. Tra l'altro proprio in occasione di una personale di Christo alla Galleria del Leone che viene realizzato uno degli impacchettaggi più famosi dell'artista, no? L'impacchettaggio di una carriola che adesso si trova al MoMA di New York. E dall'altra parte Codognato invece frequenta l'ambiente americano, addirittura proprio nel 64 fa un viaggio a New York, conosce Andy Warhol, visita la Factory e ecco che grazie a queste relazioni e a quella con Ileana Sonaben e Leo Castelli arriva a Venezia una mostra come quella 12 super realisti che mette insieme alcune opere davvero storiche della corrente. E infine, aperta proprio nel novembre del 64, quando insomma si fanno i conti della Biennale da poco chiusa, apre a Mestre un'altra galleria, una galleria di un giovanissimo Cesare Misserotti, una galleria che però sarà tra le più coraggiose del panorama locale, la Galleria dell'Elefante. Ecco, l'Elefante esporrà artisti locali come Paolo Gioli e pochi altri, perché ecco Tancredi, dato che la prima mostra viene dedicata proprio a Tancredi, che è stato tra l'altro il primo omaggio all'artista da poco scomparso, ma sostanzialmente l'Elefante si collocava nella stessa direzione del Leone, occupandosi quindi dei nuovi realismi nel versante francese e in quello americano. Nel 1965 apre una mostra, si intitola American Supermarket. È una mostra che partiva dalla Galleria Paul Bianchini di New York e che voleva fare un po' mostrare una pop a largo spettro che doveva essere, nelle intenzioni degli organizzatori, itinerante. Poi il progetto viene raccolto veramente da pochissime sedi. La particolarità della mostra era che questa mostra trasformava la sede espositiva in un vero supermercato. Cioè le opere dei pop artisti venivano alternate a reali oggetti di consumo, i surgelati, la lattina di zuppa, accanto alla Campbell di Warhol. Questa iniziativa, che viene diciamo liquidata anche dalla stampa locale, il Gazzettino la definisce una carnevalata di goliardi poveri di fantasia, ecco, in realtà era tutt'altro che sciocca, perché l'ondata pop insomma aveva convogliato l'attenzione sull'oggetto di consumo
Insomma, non restava che trasformare lo stesso spazio espositivo in uno spazio in cui si vendeva. Arte e merce si confondono perché tutto diventa merce. Altre gallerie raccolgono questo stimolo, anche la Salita di Roma, tra l'altro, organizza una mostra che si intitola 12 giorni di clamorose offerte e che funziona allo stesso modo. Addirittura utilizza gli espositori della Standa. Queste iniziative avevano un precedente, cioè lo store di Oldenburg, il negozio, the store, un negozio a tutti gli effetti in cui Claes Oldenburg, sempre lui, quello del dentifricio, aveva aperto a New York, ed era uno spazio in cui l'artista realizzava le opere d'arte e le vendeva. Che tipo di opere però realizzava? Realizzava oggetti di consumo, beni di consumo, oggetti che appartengono, diciamo, alla vita, alla realtà quotidiana. Si andava dalle patatine fritte ai vestiti, che vengono realizzati in gesso e poi dipinti in modo molto grossolano, anche approssimativo. Ecco, ad esempio alla Biennale proprio del 64 viene esposta una vetrinetta dei dolci che proviene da The Store, dello store newyorkese. Paolo Barozzi, che è stato anche un gallerista e nel 66 aveva aperto una galleria proprio a Venezia, ma aveva trascorso molto tempo negli Stati Uniti, era stato un critico molto attento, corrispondente anche del Mondo. Aveva visitato lo store e scriveva: nello store si celebra la vita della città, sporca, volgare, assurda, effimera, un palcoscenico su cui si corre senza raggiungere mai una meta. Era evidente che il gusto per il consumo diventava gusto per l'effimero, no? Anche per la pop che non ricerca la bellezza ad ogni costo. Oppure ancora l'Elefante, un'altra mostra importante nel 1966, una mostra che riunisce oltre 60 opere di artisti pop proprio in occasione del trasferimento della Galleria dell'Elefante da Mestre a Venezia. Ecco, per concludere, l'ondata pop fu breve ma intensa, fu breve, diciamo, come i ritmi in fondo della società del consumo. Alla Biennale del 66 non si parla più di pop, semmai si parla di hop, si parla ancora di America, ma in questo caso l'Europa aveva una storia alle spalle, non si era arrivati così impreparati. In quella del 68 nemmeno a parlarne, con la contestazione, la pop è un ricordo lontanissimo, da ricordare che nel 67 nasce l'arte povera, per cui e in fondo il 66 e il 67 sono già anni in cui si storicizza. Esce le due avanguardie di Calvesi, dal futurismo alla pop art in USA di Alberto Boato, che resta comunque il testo di riferimento per la lettura della pop americana. A Palazzo Grassi si organizza una mostra nel 67, Campo Vitale, che in fondo è una grande antologica di ricerche che sì, sono ancora in corso, ma stanno già per entrare nei musei. O anzi lo sono già. Molti artisti continuano infatti a lavorare in direzione pop, per molti altri si tratta di una fase di passaggio, di transito. Molti artisti utilizzano la grammatica pop, ma non sono veri autori, e questo accade, diciamo, era accaduto anche per i veneziani. E la pop diventa un terreno scivoloso anche dal punto di vista del mercato. Molte gallerie devono adeguare i loro programmi espositivi. Dando uno sguardo così generale al panorama delle gallerie nei primi anni 70, è completamente cambiato. Varrebbe forse la pena chiedersi se a Venezia la pop ha davvero mai avuto una chance, perché come dicono gli americani il Venetian appeal dura da sempre e di fronte alle mode Venezia possiede una sorta di guscio protettivo. A Venezia, scriveva Damerini, si ha l'impressione di scavalcare il tempo, e il tempo della pop è inevitabilmente, tragicamente presente. Grazie.
Buonasera. E viva l'Europa, peraltro, perché a mio parere loro, gli americani, per amor del cielo, nessuno fa l'anti-americano, come dire, tantan, però, cara Lisa, loro sono riusciti completamente nei loro intenti, perché la vetrina guscio protettivo Venezia è riuscita che doveva riuscire, cioè doveva essere semplicemente proprio un crack che poi avrebbe dato origine a questa specie di susseguirsi delle avanguardie che porta fino a un episodio a cui ho partecipato personalmente, non dico dove, durante il quale a una restauratrice sono venute le lacrime agli occhi per dover aggiustare una pila di pentole. Buonasera. Grazie.